Parla tifoso dell'Azzurra. Il Napoli tiene d'occhio il mercato e potrebbe profilarsi una grande occasione. Secondo le informazioni del portale spagnolo Todo Ficalles, il club italiano sta monitorando da vicino la situazione del difensore Nacho, che attualmente gioca per il Real Madrid. Il contratto di Nacho con il Real Madrid scadrà il 30 giugno. Anche se il club spagnolo vuole rinnovare il contratto, la politica di non estendere i contratti a lungo termine ai giocatori sopra i 30 anni rappresenta una sfida. Nacho cerca continuità in campo ed è disponibile a firmare un contratto pluriennale. Nacho, classe 1990, è più di un abile difensore. Oltre ad essere il fratello maggiore di Alex, centrocampista del Cadiz e suo ex compagno di squadra nelle giovanili del Real Madrid, Nacho ha superato una diagnosi di diabete all'età di 12 anni, che avrebbe potuto porre fine alla sua carriera calcistica. La posizione naturale di Nacho è quella di difensore centrale, ma la sua versatilità gli permette di giocare anche come ala destra o sinistra. Con impressionanti abilità acrobatiche e un tiro potente e preciso, Nacho potrebbe portare una dimensione unica alla difesa del Napoli. I tifosi del Napoli potrebbero stare per ricevere un'ottima notizia. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questo potenziale acquisto che potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra per le prossime stagioni. Non perdere nessun dettaglio, iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche. Forza Napoli sempre!